Il nuraghe su Mulino è un sito archeologico situato nel territorio del comune di Villanova Franca. È scavato solo per il 20%, datato oltre il XVI secolo a.C. ed è a corridoio complesso. Il complesso di Sumulino mostra una straordinaria evoluzione architettonica sviluppata in 3 fasi. La prima fase, XVI-XV secolo a.C., iniziò con un protonuraghe complesso e una cinta muraria a raggiera. La seconda fase, XIV secolo a.C., venne edificato un bastione trilobato con il rialzamento della struttura e l'aggiunta di varie cellette nel piano inferiore. La terza fase, IX-VIII secolo a.C., il nuraghe perde la sua funzione originaria di fortezza e diventa un tempio. Davanti a noi la cinta antimurale. Il nuraghe è costruito con pietre locali, cioè di arenaria e granito di scarsa qualità. Lo scavo archeologico ha inoltre evidenziato un'eccezionale funzione templare del monumento, testimoniata dal rinvenimento di uno straordinario altare modellato in forma di nuraghe. La sua datazione è compresa tra il IX e il VII secolo a.C. Vediamo ora l'interno della cinta antemuraria, cioè la fase più recente, 1250 a.C. La torre F, costruita come cinta antimurale esterna, fu rinforzata con 12 feritoie e finestrelle di scarico, strette verso l'esterno e larghe all'interno. Il bancone al giro della torre forse era adibito ad ospitare le persone che partecipavano al culto. La copertura a piatabanda utilizza grandi lastre litiche disposte orizzontalmente, sia per copertura che piano per l'ambiente superiore.
All'interno del santuario sono stati recuperati numerosi doni preziosi e manufatti metallici offerti alla divinità, che testimoniano riti legati al culto delle acque e della fertilità.